16ª giornata di Serie 1 femminile. Palla 2 per iniziare la partita vinta dalle Lupe. Subito Guatmi ad appoggiare i primi 2 punti maglia Lupe. Per le Lupe la palla subito dentro per Guatmi che si appoggia al tabellone un'altra volta, che prende il tiro da 3 punti, a rimbalzo però sola sotto canestro. Panzera delle Lupe, Bjorklund col palleggio, arresto e tiro dall'altra parte, realizza i primi 2 punti della sua partita, si spazia, ribalta sul lato opposto per l'1 contro 1 di Panzera che realizza. Ormai siamo a metà del primo quarto, il penetra scarica per Fieta che dà a Bjorklund, dietro la schiena Bjorklund, lo step back, il tiro di Bjorklund da parte delle Lupe. Intanto Verona l'1 contro 1, lo scarico fatto molto bene per Brunner, chiude il palleggio, ridà fuori a Pasa, le porta il blocco, poi Pasa che cerca un pallone dentro, sporcato ancora e intercettato dalla difesa di Sesto San Giovanni. Poi il contro recupero da parte di Pasa che dà a Guatmi che va in 1 contro 1, arriva a Williams, l'1 contro 1 di Williams che molto bene evita la difesa. Guatmi l'1 contro 1 di Guatmi, lo scarico sul lato opposto per il tiro da 3 punti del capitano Monica Tonello che però non riesce a chiudere a canestro sulla buona difesa di San Martino di Lupari. Il contropiede delle Lupe, dato la palla che arriva in ala per Crudo, sbadate le giocatrici di Sesto San Giovanni che ridanno la palla alle Lupe che prendono il tiro con Zavarella sul 20-14. La palla intanto per il tiro di Orozova, i tagli sotto canestro, la palla fuori per Guatmi che prende la tripla. Zavarella, le finte, poi l'1 contro 1 di Zavarella, il palleggio, arresto e tiro, sbatte 2-3 volte sul ferro, controlla ancora il rimbalzo San Martino di Lupari che è già dall'altra parte con Zavarella che non controlla il pallone, però arriva nelle mani di Fieta. Toffolo per Sulciute che non ci pensa 2 volte, prende il catch and shoot da 3 punti che adesso si materializza con la palla dentro per Ostarello che sbaglia il tiro, poi il tocco a rimbalzo ancora di Ostarello, l'1 contro 1 di Panzera, lo scarico per Orozova che realizza la tripla, dentro la palla sul mismatch per Ostarello che vuole giocare l'1 contro 1, si gira sul perno contro Verona, i passaggi nel perimetro, bello il taglio di Ostarello e il splendido passaggio da parte di Sulciute, controlla il rimbalzo Sulciute già dall'altra parte per Bjorklund che prende il catch and shoot da 3 punti per la finta di tiro, poi la palla arriva nelle mani di Panzera. Sesto San Giovanni deve difendere ora con Sulciute che riceve, bellissimo assist per Sara Toffolo. Ecco che cominciano i secondi 2 quarti subito però con una palla persa delle Lupe, il recupero di Orozova, dentro la palla per i 2 punti di Brunner, il blocco in transizione, l'1 contro 1 di Williams che subisce fallo, segna, che chiude il palleggio, viene raddoppiata dalla difesa, cerca lo scarico fuori, intercettato da Sesto San Giovanni, l'1 contro 1 di Arturi che va a appoggiare altri 2 punti al tabellone, meno 3 per Sesto San Giovanni, i tagli sotto canestro, l'uscita di Bjorklund che prende il tiro da 3 punti, segna, subisce il fallo e che sbaglia però completamente il passaggio, recupero da parte di Sesto San Giovanni che si vola in contropiede, Crudo, di nuovo fuori la palla per Tonello che non sa bene cosa fare, 3 secondi da giocare, 2-1 allo scadere di 24, Bjorklund, l'uscita dai blocchi, la ricezione di Bjorklund, il blocco di Sulciute che riceve in pick and pop e prende il tiro da 3 punti, la rimessa intanto e il possesso nelle mani del Fila con l'uscita dai blocchi di Guatmi che prende il tiro da 3 punti. Questa partita per la formazione ospite, come dicevo, gli extra possessi stanno tenendo in partita Sesto San Giovanni. Non sono della stessa opinione, San Martino già dall'altra parte, l'1 contro 1 di Fieta, Williams l'1 contro 1, le finte, poi parte in 1 contro 1, va a appoggiarsi molto bene proprio sul Ciute da Fieta, l'1 contro 1, lo scarico all'ultimo secondo per Sandri, il pick and pop anzi con sul Ciute, la palla fuori ancora per Guatmi che ha tutto il tempo di pensare. Finisce allora così la 16ª giornata di Serie 1 femminile con la vittoria del Fila San Martino di Lupari sull'Allianz Geas Sesto San Giovanni per punteggio di 69-62.